Reggiana, coppia si ferma al postomat a prelevare un bandito, aggredisce la donna con schiaffi e spray urticante e colpisce. Col casco il marito arrestato, dai carabinieri parla la vittima, ora ho paura. Il caso del 18enne che senza patente ha preso l'auto della madre investendo e uccidendo un ex docente a Villorba, sotto accusa l'alta velocità, intanto per la donna multa di 350 euro per violazione del codice della strada. Sulla Postumia a Trevignano esplode uno pneumatico e un tir impazzito finisce fuori strada andando a schiantarsi contro una casa, ferito l'autista di 43 anni. Con il colpo di Benna, via i lavori a Casiere al Terraglio Est, 3,3 km per un costo di 38 milioni di euro, un'opera tanto attesa quanto discussa, arteria pronta entro il 2026. Elezioni regionali a incidere sulla scelta del candidato presidente del centrodestra, anche il voto nelle Marche secondo il coordinatore Azzurro Tosi. Sull'incontro in Veneto con Salvini, Zaia e Freddo nulla di programmato. Nuovo allarme lupi sul Montello, sbranati 8 capi di bestiame, i sindaci di Zavera e Nervesa lanciano un appello, gli enti locali non vadano lasciati soli. Presentato il bilancio della Film Commission in Veneto, la nostra regione si conferma sempre più come un set ideale, come conferma anche il film Duse in concorso proprio stasera a Venezia 82. Rugby, sabato a Londra l'esordio stagionale del Benetton in amichevole contro l'Harlequins Queens per coach Macrae, un test sul lavoro svolto finora con i nuovi innesti. Buonasera, bentrovati, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano: è stata aggredita e derubata una donna dopo il prelievo al postmat di Resana, arrestato un 31enne che era già noto alle forze dell'ordine. No, male. Non riesco e non voglio neanche ricordare. C'è tanta paura? Sì, anche di andare giù a buttare l'immondizia. Ho paura di tutto. Paura di tutto. È ancora sotto shock la donna di 49 anni, vittima di una brutale aggressione avvenuta a 2 passi dall'ufficio postale di Resana. Aveva appena prelevato al postamat di Piazzetta dei Donatori quando, dirigendosi verso casa, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, è stata raggiunta dal malvivente, come racconta il nostro microfono, chiedendoci però di restare anonima perché ha il terrore di ripercussioni. Se me li chiedeva, io glieli davo, prendevo i soldi e glieli davo. No, che mi ha aggredito e mi ha fatto un danno morale, fisico e tutto. E non so quanto mi durerà, non so. Cosa che non si dimenticherà con tanta semplicità. Io non vivo più questi giorni, sono sempre col terrore. Ho paura di guidare, di trovarmi qualcuno avanti per la strada. Cioè, posso vivere così? Lei si era accorta della presenza di questa persona? Sì, ho visto un uomo che era fermo, ma non gli ho dato importanza. Dopo, quando mi ha chiesto di fare una telefonata, io gli ho dato il telefono, gli stavo per dare il telefono e lui subito mi ha preso il volto, mi ha spruzzato lo spray agli occhi, peperoncino, mi ha dato uno schiaffo sul mento e l'orecchio e poi un calcio sulla pancia per lasciare la borsa. È quindi scappato in sella un motorino, ma è stato fermato dal marito della 49enne che nel frattempo la stava raggiungendo. Tra i due è nata una colluttazione, il rapinatore è riuscito a scappare a piedi dopo aver colpito più volte al volto con il casco il consorte della donna aggredita, riuscendo addirittura a cambiarsi d'abito. La sua fuga è durata poco perché i carabinieri l'hanno bloccato e arrestato non lontano dal luogo dell'aggressione. Lui, 31 anni, residente a Castelfranco Veneto, arcinoto alle forze di polizia, deve rispondere di rapina aggravata. È stato trovato in possesso sia di soldi che sono stati restituiti alla signora e sia di altri elementi che ci hanno consentito poi di trarlo in arresto. Si muoveva con uno scooter, tra l'altro lo scooter è risultato rubato, quindi questo poi ci ha consentito, anche attraverso tutta una serie di ricostruzioni, di addebitare, chiaramente ancora siamo nella fase delle indagini preliminari, altre 2 rapine che aveva commesso sempre a Castelfranco nel mese di luglio con le medesime modalità. Se lo trovasse davanti cosa gli direbbe? No, ma neanche mio marito non so cosa gli farebbe. Io no, avrei solo paura di nuovo, sì. Avrei paura, lo ammetto, sono una persona forte, però in questo caso io avrei paura. Sì. Insulti e minacce alla moglie, armato di coltello, un 50enne è stato arrestato.
Stava invendo contro la moglie brandendo un grosso coltello da cucina. La vicina di casa, richiamata dalle grida, si è affacciata alla finestra e, vista la scena, ha subito chiamato il 113. L'episodio sabato scorso a Treviso, dove gli agenti delle volanti hanno arrestato un 50enne dello Sri Lanka con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della moglie, costretta da tempo a minacce, violenze e vessazioni. Quando in casa sono arrivati i poliziotti, l'uomo, evidentemente ubriaco, ha iniziato a insultare anche loro. È stato quindi disarmato e nei suoi confronti la moglie ha formalizzato una denuncia. Lievemente ferita, ha spiegato che il marito, un violento col vizio dell'alcol, aveva instaurato in casa un clima di terrore, tanto che lei e le figlie, una delle quali minorenne, erano spesso e volentieri costrette ad andarsene quando dava in escandescenze. Il 50enne è stato quindi arrestato e nei suoi confronti il Tribunale di Treviso ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla moglie con tanto di braccialetto elettronico. Il questore Alessandra Simone ha anche disposto l'avvio da parte dell'ufficio immigrazione della revoca del permesso di soggiorno ottenuto pochi anni fa proprio per ricongiungersi alla moglie che si trovava già in Italia. Ancora un episodio di litigiosità nella nostra comunità, l'ultimo in ordine di tempo ieri in uno studio medico di paese dove il sindaco ha mantenuto le barriere all'ufficio dei servizi sociali con altri primi cittadini, critica la sentenza della consulta sui trattamenti sanitari obbligatori. È vero che avete messo, diciamo, una sorta di difesa allo sportello dei servizi sociali? Sì, è stata messa per periodo Covid, però l'abbiamo lasciata perché ogni tanto arriva qualche soggetto un po' sopra le righe. Siamo tutti un po' più irascibili e lo dimostra non solo il provvedimento del comune di paese, ma anche l'ultimo episodio del genere accaduto nella comunità del sindaco Katia Uberti. Il medico di medicina generale Gianquinto Mardegan arriva in studio con 20 minuti di ritardo e una paziente quarantenne inizia ad aggredirlo verbalmente. Il dottore risponde, i toni si alzano finché non arriva una pattuglia dei carabinieri chiamati da un altro paziente e tutto torna alla normalità. Ma non sempre finisce così, come sottolinea il sindaco, quasi quotidianamente alle prese con casi molto più gravi. Ricordo qui a paese, per cercare di ricoverare e prendere in carico un soggetto che creava problematiche al cimitero di Castaglione, ci abbiamo messo quasi un anno, e con la procedura vecchia di TSO, quindi un primo TSO, un secondo TSO, tutto più difficile. Però abbiamo le mani sempre più legate. Il riferimento è alla recente sentenza della Corte Costituzionale che rende obbligatorio l'audizione della persona sottoposta a TSO da parte del giudice tutelare prima della convalida. Questa nuova procedura prevede addirittura che la persona alterata debba fare un colloquio, se non fisico, almeno audio-video, con il giudice. Mi sembra almeno quantomeno complicato. Il commento del presidente dei sindaci del Veneto Mario Conte, che amplifica ciò che pensano i primi cittadini per un provvedimento che mette in difficoltà chi poi deve agire per il bene non solo della sua comunità, ma anche del soggetto stesso. Perché i soggetti spesso e volentieri o non sono coscienti o purtroppo sono sotto l'effetto di psicofarmaci, non hanno la capacità di comprendere la condizione in cui sono. Tra l'altro un provvedimento che richiederà più personale, sottolinea il sindaco di Cordignano Roberto Campagna. Anche a livello di risorse comporta un dispendio di energia maggiore. Un provvedimento che dovrà essere rivisto, secondo i sindaci, per l'incolumità di tutti. Perché molte volte si utilizza il TSO davvero come elemento estremo in una situazione particolarmente complicata, dove è a rischio la vita della persona oggetto di TSO, ma soprattutto delle persone attorno. Quindi insomma io chiedo quantomeno di verificare l'opportunità di questa nuova procedura. Non è ancora stata fissata la data dei funerali di Diego La Pen, l'ex vicepresidente del Fermi, falciato da un'auto lunedì pomeriggio a Villorba da un 18enne senza patente, ora indagato a piede libero per omicidio stradale aggravato. Sarà una perizia cinematica a ricostruire gli ultimi istanti di vita di Diego Le Pen, l'insegnante pensionato di Ponzano morto a Villorba mentre si trovava in sella alla sua bici investita dall'auto condotta da un 18enne senza patente né foglio rosa, ora indagato a piede libero per omicidio stradale aggravato. Sono diverse le ipotesi che vanno appurate, a partire dalla velocità del mezzo che sembra sfrecciasse oltre i 100 km all'ora, e questo prima di invadere la corsia di marcia in prossimità di un dosso stradale. Esclusa la presenza di alcol o droghe, il giovane di origini cubane resta sotto shock nella casa della madre, cui si era ricongiunto da pochi mesi. La donna è stata multata per 350 euro per incauto affidamento. Poi c'è la partita civilistica assicurativa che si preannuncia pesantissima con la difesa del giovane affidata all'avvocato Fabio Crea.
Esclusa l'autopsia, mentre si attende venga comunicata la data dei funerali, crescono le testimonianze di vicinanza con la famiglia Le Pen, come qui al Fermi, dove il professor Diego era anche stato vicepreside. I suoi colleghi sono stati profondamente provati dalla perdita, in quanto lo ricordano con estremo piacere come una persona silenziosa però di grande levatura morale. Erano soliti fare delle uscite in montagna, quindi frequentarsi pure al di fuori dell'ambiente scolastico. Istituto che sarà ufficialmente presente alle esequie. Ci organizzeremo per andare, ma sono certa che i suoi colleghi sarebbero andati a prescindere dalle indicazioni ufficiali, ecco, proprio perché ne conservano uno splendido ricordo. Nel pomeriggio a Trevignano un tir è finito nel giardino di un'abitazione e poi contro il muro, mobilitazione di uomini e mezzi. Una traiettoria impazzita che solo per una fortunata coincidenza non ha innescato un effetto domino potenzialmente letale. Sono le 14:58 lungo via Postumi a Trevignano quando il tir condotto da un 43enne macedone finisce nel giardino di questa abitazione. Il rumore è assordante, l'allarme immediato con la mobilitazione di uomini e mezzi. Sul posto arrivano subito i vigili del fuoco, i carabinieri, oltre ad ambulanza e automedica di Pedemontana Emergenza. Nel giardino, e questo viene appurato nell'immediatezza, non c'è nessuno, così come nei dintorni. Gli stessi proprietari in quel momento si trovavano fuori casa. Gli sforzi di soccorritori si concentrano così sul 43enne che viene portato d'urgenza nel vicino ospedale di Montebelluna. Fin da subito appare ferito, ma non in pericolo di vita. Il mezzo pesante sarebbe finito fuori strada a causa dello scoppio della gomma anteriore sinistra, da qui lo sbandamento e la corsa finita contro il muro. Slot accese fuori orario e pubblicizzate sui social, sala per il gioco d'azzardo multata con 60.000 euro di multa anche grazie all'intelligenza artificiale, grazie alla Guardia di Finanza. Tenevano le slot machine accese durante orari non consentiti dal regolamento comunale, non avevano personale indicato come responsabile di sala e pubblicizzavano la propria offerta di gioco anche sui social, vietato per legge. Nei guai è finito il legale rappresentante della società che gestisce l'esercizio, denunciato e multato per 9.000 euro oltre alle sanzioni accessorie. Il regolamento comunale di Vittorio Veneto, sede del locale, in questo caso è chiarissimo e prevede 3 fasce di garanzia per i più deboli, nelle quali è vietato il gioco. Una fascia mattutina dalle 7 alle 9, una fascia in orario di pranzo, quindi 13-15, e la fascia serale 18-20. Proprio in quest'ultima fascia si è sviluppata l'attività di controllo della Guardia di Finanza di Treviso, che ha consentito di rilevare che vi erano 18 apparecchi del tipo VLT in funzione, quindi pronti a consentire il gioco alla clientela. A rilevare le attività illecite condotte nel locale, le fiamme gialle si sono avvalse anche dell'aiuto dell'intelligenza artificiale, che ha permesso di verificare ulteriori illeciti. Ulteriori approfondimenti hanno consentito di appurare che l'esercizio commerciale veniva gestito da persone che non erano autorizzate, come lo richiede la normativa specifica, all'offerta di gioco d'azzardo e scommesse. Sanzioni elevatissime per il gestore del locale, che ora dovrà prendere provvedimenti. Dinanzi a queste situazioni sono state elevate sanzioni per circa 9.000 euro e denunciato il legale rappresentante della società che gestiva il locale per appunto aver impiegato personale non autorizzato presso l'esercizio commerciale. Ma la multa più salata arriva dalla pubblicità proibita fatta tramite social. Il contesto è stato segnalato al nucleo speciale della Guardia di Finanza beni e servizi per le dovute comunicazioni alla GCOM, che è l'autorità competente per valutare ed elevare le sanzioni del caso, che possono arrivare a un ammontare non inferiore a 50.000 euro. Cambiamo argomento, parliamo del Terraglio Est, oggi il via ufficiale ai lavori. Siamo davanti a un'opera molto attesa e fra l'altro una gestazione che è durata decenni, quindi siamo riusciti a sbloccarla, 38.800.000 euro di opere, 3 km e 3, 1.600 metri riqualificazione di vecchia strada e dall'altro ovviamente 1.700 metri di nuova strada.
Un'opera complessa che i freddi numeri non raccontano, quella del Terraglio Est, che ha preso il via ufficialmente da Via delle Industrie ad Osson di Casier, è destinata ad alleggerire il traffico su Terraglio e a meglio collegare Treviso Sud senza passare per i centri urbani. A giorni le ruspe inizieranno il lavoro che si concluderà a gennaio del 2027, con gli espropri in via di definitiva conclusione. E questo è fondamentale, che ci sia rispetto, anche perché chi viene espropriato di fatto dà un contributo alla comunità. Dall'altro questa è un'infrastruttura che mette in relazione il passante di Mestre, quindi casello di Preganziol, passa alla tangenziale di Treviso e poi idealmente la tangenziale di Treviso col suo completamento torna alla Pedemontana Veneta, quindi si crea un grande passante che dà ovviamente sfogo a molta viabilità, che è viabilità commerciale, traffico pesante dei nostri distretti industriali. L'impatto ambientale e la sostenibilità sono stati messi più di una volta in discussione, come dai cittadini capitanati dai proprietari di Villa Candiani, ma il progetto non è stato fermato. La funzione dei comitati serve ad affinare la proposta progettuale, perché sicuramente hanno dato un contributo perché quest'opera oggi sia più sostenibile. Mi parlano di una pista ciclabile che non passerà qui, ma che è stata elaborata in modo tale da non interferire e da non rendere pericolosa la mobilità di ciclisti e pedoni, e quindi bisogna prendere quel che è di buono che arriva dalle critiche. Per capire quali problemi il nuovo asse risolverà, il sindaco Carraretto usa un paradosso. Io faccio un paragone per far capire subito. Noi abbiamo una zona industriale di come aver fatto un palazzo con sole finestre senza porte, perché si doveva e dovevamo crederci fin dall'inizio che si doveva sbloccare questa situazione. Questa fortunatamente si è sbloccata e dunque io ne sono fiero. I costi sono lievitati di quasi 3 volte rispetto al piano originario, ma Regione e Veneto Strade hanno voluto chiudere il cerchio. Perché le opere realizzate a stralci hanno sempre il rischio di rimanere incompiute, quindi questa gli abbiamo dato la priorità perché c'era il progetto e avevamo la possibilità ovviamente di completarla. Treviso, prima in Veneto e terza in Italia tra le città più sicure. Prima nel Veneto, anzi prima nel nord Italia e terza in tutta la penisola. Treviso, secondo il report emanato dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, è la terza città più sicura dopo Oristano e Potenza, capoluoghi che comunque hanno molti meno abitanti di Treviso. Questo ovviamente è motivo di grande soddisfazione. Questo non significa non vedere, non considerare che ci sono alcune piccole criticità che vanno risolte, che vanno affrontate con grande determinazione, però è altrettanto vero che dobbiamo renderci conto che viviamo in una città sicura, che le nostre forze dell'ordine stanno facendo un lavoro straordinario. Una sinergia che funziona, quella tra tutte le forze dell'ordine, sempre in prima linea, anche grazie alle segnalazioni dei cittadini. Credo che il segreto di questo risultato sia anche il costante confronto tra cittadinanza e forze dell'ordine attraverso i gruppi di vicinato, attraverso una sensibilità molto forte della comunità, e questo non è un traguardo raggiunto ma è un nuovo punto di partenza per continuare a migliorarci. Potrebbe aver influito anche la zona rossa sul numero delle denunce ogni 100.000 abitanti, dato su cui si basa la classifica. Treviso ne ha infatti solo 2.258. La zona rossa è stato un elemento in più che ha portato ulteriore sicurezza, forse ha inciso un po' di più sulla percezione di sicurezza che non sulla sicurezza reale. Questa classifica parla di sicurezza reale, di denunce fatte, nonostante i costanti appelli del sindaco a fare sempre denuncia. Tra le città più sicure anche Pordenone al 5° posto e Belluno al 10°, le peggiori Milano, Roma e Firenze. Ma questo per il sindaco è solo uno stimolo a fare meglio. Ringrazio i cittadini, ringrazio le forze dell'ordine, il prefetto, la polizia locale e continueremo ad investire sulla sicurezza, dalle videocamere di sorveglianza alle tecnologie messe a disposizione della nostra polizia locale, ai tanti progetti anche di sensibilizzazione che stiamo facendo nelle scuole e che portano un risultato magari non nell'immediato ma a lungo e medio termine. Siamo alla politica, le regionali d'autunno. Incidere sulla scelta del candidato presidente del centro-destra potrebbe incidere il voto delle Marche, lo conferma lo stesso coordinatore azzurro Flavio Tosi. Può darsi che si voglia aspettare l'esito delle Marche, dove l'uscente appunto di Fratelli d'Italia, le Marche votando a fine settembre, teoricamente il tempo per decidere anche dopo ci sarebbe.
Chiamiamola variabile marchigiana, non un dettaglio nell'ormai incancrenita lotta interna al centrodestra per la scelta del candidato presidente in vista delle regionali d'autunno. Quello che succederà ad Ancona, quindi, dove si vota a fine settembre, non sarà del tutto indifferente nello scacchiere veneto, con i comizi elettorali che verosimilmente non saranno convocati prima della seconda parte di ottobre per andare al voto a novembre inoltrato. L'analisi è del forzista Flavio Tosi. Se Fratelli, per sfortuna, perché tra l'altro è bravo a Quaroli, ma sai, quando si vota bisogna notare l'affluenza e tante cose. Se per caso succedesse quello che non dovrebbe succedere, è più probabile che, se è questo lo scenario, che Fratelli dica allora a quel punto noi che siamo già pesantemente a credito, il Veneto viene ovviamente a noi, che potrebbero dirlo comunque. In altre parole, se Fratelli d'Italia, di gran lunga primo partito della coalizione, perde le Marche, difficilmente può rinunciare al Veneto, dove, va detto, la partita continua a essere interna anche alle anime della Lega. Vuole pesare quella vanacciana. In Veneto certo che porterò la mia esperienza e il mio contributo per fare in modo che la Lega abbia il miglior risultato possibile alle prossime elezioni. E in Veneto è atteso lo stesso segretario Salvini, ospite alla Mostra del Cinema. Le occasioni di incrociare Zaia non mancheranno, anche se il diretto interessato sembra smorzare facili entusiasmi. So che è qui 3 giorni, è ovvio che poi lo incontrerò perché abbiamo delle presentazioni e degli eventi assieme, quindi è inevitabile, è ovvio che ci saranno degli incontri, ma dar contenuti a questi incontri decisamente no. Oggi non abbiamo nulla di programmato. Intanto continuano a Susegana le ricerche di Francesco Lucchetta, 70 anni, anche oggi giornata di grandi ricerche che hanno coinvolto decine di uomini e mezzi di vigili del fuoco e altri volontari. Continuano senza sosta le ricerche di Francesco Lucchetta, 70 anni, di cui si sono perse le tracce. L'anziano sta vivendo un periodo di difficoltà per il quale è in cura. L'allontanamento è stato denunciato ai carabinieri di Susegana nelle scorse ore dalla moglie. Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi. In mattinata le squadre dei vigili del fuoco provenienti da Vicenza, Padova, Venezia e i reparti di Treviso hanno raggiunto il campo base allestito al Parco degli Aquiloni a margine del Piave, tra Ponte della Priola e Colfosco. Tra loro anche il gruppo di sommozzatori, dronisti e personale specializzato in topografia. In aiuto ai vigili del fuoco anche la Protezione Civile, ANA e AVAB. Nelle scorse ore la zona del fiume è stata anche setacciata dall'alto dall'elicottero. L'ondata di maltempo di ieri pomeriggio ha interessato soprattutto la Marca trevigiana, in particolare le zone di Zenzon di Piave, Breda e Chiarano. A Zenzon sott'acqua campi e strade, Protezione Civile al lavoro fino a tarda notte insieme al sindaco Daniele Dallanese, che sentiamo. Sì, allora purtroppo ieri pomeriggio si è abbattuto sul territorio del comune di Zenzon di Piave un nubifragio importante generato da un temporale autorigenerante che ha sostato un paio d'ore, più o meno dalle 5 alle 7, sopra il territorio comunale di Zenzon, scaricando a terra nel giro di 30 minuti circa 60 mm di pioggia, che si sono poi sommate agli altri più o meno 40 venuti nella notte, portando ad un totale di 100 mm di pioggia sul territorio comunale. Inevitabili quindi delle situazioni di criticità che hanno visto l'allagamento di alcune strade, tra l'altro anche la provinciale 60, e tanti terreni agricoli inondati dall'acqua e di conseguenza anche degli scantinati di alcune case, di alcuni condomini, che ci hanno visto poi chiamati in causa per le richieste di intervento e che ci hanno portato con i volontari, che ovviamente ringrazio sempre per la disponibilità e per l'altruismo che riservano al territorio comunale di Zenzon di Piave, ad operare fino a circa mezzanotte, quando la situazione si è poi stabilizzata e anche i livelli idrometrici dei fiumi stavano ritornando alla normalità. Torniamo a parlare di lupi, ma subito dopo la pubblicità, tra poco.
Siamo tornati in diretta con le notizie, andiamo sul Montello, ancora lupi che spaventano il bestiame e in questo caso sono stati sbranati 8 capi. I sindaci di Giavere e Nervesa lanciano un appello affinché gli enti locali non vengano lasciati da soli. Difficile capire se sia stata opera di un solo lupo o di un vero e proprio branco. Certo, la contabilità è amara per un allevatore del Montello che in una notte ha perso 8 capi di bestiame tra pecore e capre letteralmente sbranate. Un nono animale risulta scomparso. Lo scenario in questo terreno sul confine tra Giavera e Nervesa parla di una mattanza, ma soprattutto di un allarme crescente poco distante dai centri abitati. Un fenomeno che purtroppo sta diventando sempre più frequente nell'area montelliana. Siamo consapevoli dell'importanza della sicurezza per i nostri agricoltori e proprietari di animali e chiediamo che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare il nostro patrimonio zootecnico e soprattutto i nostri cittadini. Non abbiamo gli strumenti noi sindaci per capire come poter poi anche limitare questo tipo di fenomeno. Chiaro, abbiamo bisogno e vogliamo collaborare e faccio anche un appello con gli enti preposti, quindi con la Regione, con la Provincia, con la Polizia Provinciale. Per quanto riguarda la gestione siamo a disposizione anche degli enti preposti per cercare di contenere e risolvere il problema. Sullo sfondo l'ecosistema di un'intera area, quella del Montello, un equilibrio, dicono i sindaci, che rischia di essere compromesso. Da qui il messaggio perché si appronti un piano generale per la fauna selvatica, atteso ormai da mezzo Veneto, dal Bellunese all'altopiano di Asiago. Garantire sicurezza sulle strade e tutelare allo stesso tempo anche l'ambiente, firmata l'intesa tra Savno, Contarina e Coldiretti. Sentiamo. Periodo di vendemmie e le strade si popolano di trattori che trasportando uva e mosto possono perdere del carico sulle vie verso le cantine, materiali che rendono il manto stradale spesso pericoloso per auto e moto. Per ovviare a questo problema e garantire una maggiore sicurezza sulle strade, Savno, Consiglio di Bacino Sinistra Piave e Coldiretti hanno stipulato un accordo esteso a tutto il territorio provinciale, coinvolgendo anche il Consorzio Priula e Contarina, che si prefigge l'obiettivo di pulire e mantenere le strade interessate da questo tipo di disagi. C'era la necessità di pulire tempestivamente e quindi abbiamo fatto questa convenzione in cui Savno e anche Contarina dall'altra parte del territorio si impegnano a intervenire H24 sabato e domenica per ripristinare le condizioni di sicurezza. Grazie ad un numero messo a disposizione da Savno in funzione 24 ore su 24, il tempo massimo di intervento una volta ricevuta la segnalazione sarà di circa un'ora e mezza. Nel momento in cui succede che questo piccolo inconveniente si segnala e dopo la segnalazione molto semplicemente noi abbiamo un'ora e mezza di tempo per poter intervenire. Quando abbiamo pensato a questa cosa l'abbiamo pensata in primis per le esigenze che hanno i nostri soci in questo periodo vendemmiale, appunto qualora dovesse succedere riversamenti sulle strade, ma anche in particolare per i cittadini, perché chiaramente è un disagio che può essere creato in questo periodo e vogliamo assolutamente mettere in sicurezza la viabilità. In rappresentanza dei comuni posso dire di essere veramente soddisfatto di questo accordo, perché permette in tempi rapidi, soprattutto nelle fasce orarie, nelle ore in cui il personale comunale ad esempio non può intervenire, di avere la possibilità di pulire la strada, di togliere quindi queste condizioni di pericolo. Un accordo valido un anno, ma che è già destinato a prolungarsi anche al di fuori della stagione della vendemmia. Così dunque sul fronte della sicurezza stradale e noi cambiamo argomento perché andiamo alla Mostra del Cinema di Venezia. Sono ben 106 i titoli di film, tutti lungometraggi di produzioni importanti, sostenuti dalla Regione Veneto attraverso la Film Commission del Veneto a partire dal 2020, anno in cui è nata, e alla mostra di quest'anno sono 5 i film presenti nel programma ufficiale del festival. È quindi il Veneto grande protagonista della 82esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, che pur parlando tutte le lingue del mondo ha anche una forte caratterizzazione nostrana. L'impegno della Film Commission nei 5 anni di intensa attività è stato illustrato con modestia ma anche giusto orgoglio dei promotori. La Film Commission che io ho voluto è una Film Commission che investe circa 6 milioni di euro all'anno. Ricordiamo, abbiamo intercettato anche fondi comunitari. E cos'è la Film Commission? Intercetta le produzioni cinematografiche, parla con i produttori, parla con i registi e dice:
se venite in Veneto a girare i vostri film, a girare le vostre serie, noi vi diamo una mano. Questo vuol dire che poi in TV, nei cinema, vedremo i paesaggi del Veneto, vedremo storie del Veneto, vedremo territori che sono i nostri territori e ne vedremo un po' di meno di quelli degli altri. Ho voluto con forza, non ce l'avevamo, eravamo assenti nel mercato cinematografico, oggi lo siamo e i cittadini cominciano a vedere produzioni in TV, pensi alle serie piuttosto che ai film dove si intravede, si vede il paesaggio veneto e anche nei migliori dei casi storie del Veneto. Vogliamo far sì che la nostra regione possa mettere nelle condizioni ideali chi vuol venire a realizzare produzioni in Veneto, riuscendo anche così a valorizzare le nostre bellezze paesaggistiche, le nostre eccellenze culturali e le capacità dei nostri professionisti. Siamo sempre più convinti di avere una strada che ci vede con delle grandi opportunità e la Film Commission in questo ha fatto un grande lavoro, tanto che quest'anno abbiamo ben 5 film in concorso alla Mostra di Venezia che sono stati sostenuti dalla nostra Film Commission regionale. La presentazione è stata anticipata dall'accensione delle torce olimpiche di Milano Cortina 2026. Hanno presenziato all'incontro anche il presidente della Biennale Buttafuoco e il direttore della Mostra Barbera. E in concorso a Venezia arriva proprio Duse, girato molto in Veneto e a Venezia con regia di Pietro Marcello e l'interpretazione di Valeria Bruni Tedeschi. Quando si parla di cinema si parla forse un po' troppo di risorse, no? Di finanziamenti, perché ovviamente c'è bisogno anche di questo, però la parte importante è vedere la disponibilità della popolazione, il fatto che tutti coloro che sono stati coinvolti nelle produzioni cinematografiche, audiovisive, sono stati sempre aperti, non hanno mai protestato, non hanno mai contestato l'arrivo di tantissima gente, perché c'è un indotto enorme. Nel 2026 è stato annunciato proprio oggi la nascita di un fondo. Nel 2026 aprirà un fondo sviluppo, cioè la prima fase, la fase iniziale di scrittura e di preparazione dei film. Quindi sarà un fondo destinato a opere che raccontano, che si svolgono in Veneto, prevalentemente in Veneto. Noi siamo allo sport, il rugby sabato a Londra all'esordio stagionale del Benetton. Ovviamente abbiamo il gruppo nuovo di allenatori, il piano del gioco è cambiato un po', ma questa è la prima opportunità per capire i principi chiave abbiamo discusso. Per il Benetton di Callum McRae è ora di mettersi alla prova sul campo. Sabato a Londra, esordio stagionale alle 16 contro gli Harlequins, formazione storica della palla ovale inglese. Per i Leoni biancoverdi l'amichevole sarà l'atteso test dopo l'intenso lavoro svolto fin qui con la nuova rosa, lavoro di cui coach McRae si dice soddisfatto. Abbiamo fatto tantissimi allenamenti le ultime settimane. Questa partita è per vedere la profondità della squadra. Abbiamo nuovi giocatori entrati, principalmente questo è per questa partita e per capire questo. Quel che interessa a McRae è veder scendere in campo una squadra con la giusta mentalità, determinata alla vittoria e in grado di mettere sotto pressione gli avversari sfruttando eventuali punti deboli. E questo anche in prospettiva della prossima sfida, quella contro i Black Lion il 12 settembre a Monigo. Penso abbiamo aspettative come l'anno scorso. Abbiamo giocato contro loro in prestagioni, principalmente loro giocano con velocità e anche con precisione. E ora passiamo alle notizie dal Bellunese. Un incidente stradale in via Giovanni Paolo I, coinvolte 2 autovetture, una delle quali si è ribaltata, 2 le persone ferite. All'interno del veicolo ribaltato si trovava il conducente che è rimasto bloccato, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo e provvedendo successivamente anche alla messa in sicurezza di entrambe le vetture. Sul posto intervenuti SUEM, Polizia Locale per i rilievi di competenza. Lavori idraulici sul Piave che non vedono fine, vediamo quali saranno e che tempistiche avranno.
Lavori sul fiume Piave, in località Salette, in comune di Borgo Valbelluna, in un'area di erosione sulla sponda sinistra per un tratto di circa 100 metri a partire dal pennello esistente e proseguendo verso monte. In questo caso verranno realizzate delle protezioni con massi ciclopici, dei pennelli che eviteranno appunto le erosioni anche con portate limitate. Questo anche per garantire una sicurezza non solo dal punto di vista idraulico ma anche ambientale, visto e considerato che in quella località esiste una discarica, esistono delle discariche appunto che devono essere preservate, perché in caso di erosione potrebbe esserci un inquinamento del fiume Piave. Tra gli scopi vi è che le opere inducano il deposito di materiale nell'area prospiciente alle discariche durante eventi di piena ordinaria, proteggendo così le discariche stesse. Nel caso specifico dell'intervento in località Salette, dietro alla sponda di erosione, sorge una discarica di rifiuti non caratterizzata e la tendenza evolutiva simulata dalle analisi modellistiche dimostra l'elevata probabilità che in occasione dei prossimi eventi di piena, senza intervento in itinere, il fenomeno erosivo osservato potrebbe amplificarsi fino a interessare la discarica stessa. Stiamo parlando di un intervento che in questo caso è in comune di Borgo Valbelluna, ma gli interventi che stiamo realizzando, che abbiamo realizzato nel tratto del Piave appunto che attraversa la Valbelluna sono diversi. Stiamo parlando di interventi per circa 3 milioni di euro, quindi questo intervento in località Salette, ma le nostre strutture regionali del Genio Civile, sempre a Borgo Valbelluna, in comune di Borgo Valbelluna, hanno infatti già concluso durante l'estate un altro intervento in località Nave e uno a Santa Giustina in località Maserotta, alla confluenza con il torrente Rumarna. Condizioni meteo imprevisti permettendo, le opere dovrebbero essere completate entro l'anno. Parliamo di immobili. Confedilizia fa il punto dopo le anticipazioni in materia da parte della Premier. Per il momento fa parte del libro delle buone intenzioni. Stiamo parlando del piano casa annunciato dalla Premier Giorgia Meloni a Rimini e commentato a Belluno da chi della Federazione della Proprietà Edilizia è presidente in città e vicepresidente a livello nazionale. Piano casa che dalle indicazioni, dagli inizi, sembra positivo, visto che da parte nostra, anche come Confedilizia, per poter rilanciare l'edilizia, per dare una stabilità sul settore. Devo dire che finora è solo un enunciato, un provvedimento del genere, un provvedimento che deve essere elaborato e quindi lo stesso governo lo deve elaborare e presentare. Un piano casa che parrebbe intenzionato a prestare attenzione alle giovani coppie e a cui Confedilizia risponde garantendo la disponibilità di chi ha immobili a metterli nel mercato degli affitti. Il privato ha tutto interesse per affittare. Qui voglio sfatare un discorso di ma i proprietari non vogliono. No, attenzione, ci sono casi e casi, qualcuno tiene a disposizione l'immobile perché magari deve arrivare il figlio, devono arrivare altre condizioni, no, sull'uso, o perché anche ha intenzione di ristrutturarlo. Quindi attenzione, la proprietà privata è a disposizione per poter locare gli immobili. Ha tutto interesse il proprietario a locare l'immobile. E domenica 7 settembre a Mas di Sedico un'importante commemorazione, vediamo di che si tratta. Il 30 agosto 1965 una valanga di ghiaccio, roccia e fango travolse i cantieri della diga di Mattmark in Svizzera, causando la morte di 88 lavoratori, di cui 56 italiani, tra cui 17 provenienti dalla provincia di Belluno. Domenica prossima avrà luogo un evento commemorativo organizzato dalla famiglia ex emigranti Monte Pizzocco con il supporto dell'Associazione Bellunesi nel Mondo e il patrocinio dei comuni di Sedico, Sospirolo, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina e Cesio Maggiore. La cerimonia si svolgerà presso il Parco Vittime di Mattmark a Sedico, davanti al monumento dedicato agli emigranti. La cerimonia rappresenta un momento di memoria collettiva, sottolineando l'importanza di non dimenticare i sacrifici di chi, in cerca di una vita migliore, ha affrontato dure condizioni di lavoro e pericoli estremi lontani dalla propria terra.
E si chiude così il telegiornale, grazie per averci seguito. Le previsioni del tempo dopo la sigla, a tutti l'augurio di una buona serata, arrivederci.